Mi sa che devo cambiare la copertina. Datemi un po' di tempo perché non si capisce niente. Ha segnato De Bruyne! Allora, un'Italia penosa. Iscrivetevi al canale. Perdonate il non video oggi, però veramente non c'era. Avevo il che fare. Ecco, non c'erano cose nuove da dire se non che la Lila. Abbiamo parlato di sta nazionale perché è l'unico argomento che esiste nel frattempo che uno cercava di vedere un barlume di voglia di voglia di farlo, nel senso di attaccamento anche alla maglia, e non ha visto tutta questa voglia di farlo nemmeno ai gol, sai, quando magari uno fa una corsa verso l'allenatore, la voglia così. In Italia veramente deprimente, secondo me è deprimente, visto il valore dell'avversario e tutto. Nel frattempo che aspettavamo qualcosa, Lukaku, il Lukaku nazionale, aveva segnato sul rigore. Ho visto un bel rigore ad aprire sulla sinistra, insomma, ad aprire, così si dice nel calcio, perché cercare altri termini. Nel frattempo l'Italia passava in vantaggio dopo aver rischiato tantissimo, dopo essere stata leziosa, lenta, non comunque performante per nessuno. Sta Spalletti così. Una volta era lo Spalletti che rincorreva Allegri, ma non è più quello Spalletti là. È uno Spalletti triste, è uno Spalletti depresso, e lo capisco anche. Quello si è dovuto autoesonerare, vabbè. Per questo metto Gravina in copertina. Ci devo mettere Gravina in copertina anche se vorrei metterci De Bruyne. Ci ragiono sulla copertina, perché mentre ho detto ok, mancano pochi secondi di recupero, minuti di recupero, parto con il video sulla nazionale, ho detto fammi vedere il Belgio, perché tutto può essere nella vita, e c'era stato un gol di Lukaku, perché il Belgio era sul 3-3, una cosa del genere. Gol di Lukaku, ho letto annullato, e poi sarete voi a dirmi come ha segnato Kevin, perché in Italia ci ha provato Orsolini, mentre nel Belgio, Kevin De Bruyne. Me lo descrivete voi le parole sotto, in 5 parole. Ne scrivete il gol di De Bruyne. Il gol di De Bruyne. 5. In 5 parole vi dovete descrivere il gol di De Bruyne, perché non l'ho visto e non l'ho potuto vedere mentre mi stavo guardando questa roba un po' deprimente, lo stadio deprimente, tutto deprimente, onestamente. È una squadra che in qualche modo, come abbiamo detto, non ci ripetiamo, vediamo di non ripetere sempre le stesse cose, se no i video diventano tedianti e voi non lasciate il like. È una squadra moscia, lenta. Nel secondo tempo, se vogliamo, Raspadori qualcosina la fa, la facilità di calcio. Capite perché voglio fare video diversi e non ripetiamo sempre le stesse cose? Bisogna prendere un kivu per il male. Scusatemi. No, sono scherzi interni del canale Telegram. No, il secondo tempo, quando hai spostato Cambiaso dall'altra parte, un pochino mi ha ricordato il 4-3-3, un pochino asimmetrico quello là, perché Raspadori comunque esterno sinistro non ci finisce, resta sempre un pochino Spalletti, sentiamo un attimo. Troppo stretta la vittoria. Sentiamo. È vero, È vero. abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti. Troppe componenti. E poi si è confermato quello che si era un po' visto. Io ho mantenuto questo gruppo qui, però l'ho trovato veramente affaticato per questo fine campionato. Ma è vero questo, E forse andando a cercare qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo proprio avere una risposta differente. Questo è un mea culpa. Poi che su 25 ce ne sia tantissimi che hanno così, è segno che la lunghezza del campionato è segno che veramente erano logori per quello passato. Forse, come dicevo anche oggi, le parole di Spalletti. le grosse difficoltà è andare a
giocare contro di loro a Oslo in questo momento qui, questa partita la prima dopo a finire il campionato. Vabbè, poi diventano... Si sa che il sorteggio si sa che... No, il sorteggio no, le scuse no. Allora, il problema è uno, io sto leggendo, mi stanno arrivando in privato le dichiarazioni di gente che dice ma il mondiale per il club non ce ne scende proprio, noi dobbiamo andare in vacanza, e questa è una riflessione che va fatta a livello generale, perché non si può, questi non vanno in vacanza, devono fare altre partite e poi bisogna ricominciare subito, quindi io voglio fare tutte le competizioni, però ad oggi mi sento contento di non essere coinvolto nel mondiale per club, perché non si capirebbe nulla di Lorenzo, eccetera, eccetera. Vi dicevo, era un po' asimmetrico, perché mi piacerebbe parlare di calcio, con Cambiaso spostato a sinistra, bastoni Ranieri quasi centrali e Di Lorenzo quasi terzino, non Braccetto, perché Braccetto veramente male, e con l'ingresso di Orsolini che va a fare un pochino di più quell'esterno d'attacco, si crea un po' più di vivacità. Poi l'Italia comunque qualcosina la rischia. Grazie a Orsolini riusciamo a mettere un cross in mezzo, uno spunto sulla fascia, il cross, poi frattesi la cicca e diventa un assist per Cambiaso che va a chiudere, il famoso da quinta a quinta, se li vogliamo considerare quinti, ma alla fine veramente lascia il tempo che trova, e secondo me ha ragione Spalletti che dice, è proprio una squadra svuotata, stanca, la voglia di fare, cioè questa è una partita che se tu dovevi cercare di farne 3, 4, 5, non so quanti ne dovevi fare, l'avversario è troppo modesto, e solo perché l'avversario è modesto non ci hanno fatto gol, perché le occasioni per farci gol le hanno avute, ed è una cosa clamorosa. Comunque non ha importanza, vedremo, perché il commento da fare è sulla questione Ranieri, che tutti quanti adesso intravedono come il salvatore della patria, sì, il normalizzatore, sì, tutto quello che volete voi, ma possibile che non ce n'è un'altra idea? Bisogna per forza andare a riesumare Ranieri, che aveva finalmente appeso il fischietto dal collo al muro, l'aveva appeso, e le scarpe al chiodo, il fischietto al chiodo, e invece no, non può fare il dirigente, deve andare ad allenare la nazionale italiana. Cambiaso, no, non lo voglio ascoltare, Cambiaso non ci interessa. No, dico, immaginate le polemiche, io non lo so, a livello di regolamentare probabilmente la federazione può fare quello che vuole, sì, facciamo una delega, come successe con Calzona, che la Slovacchia disse va bene, facciamo il doppio se proprio vi serve, va bene, ma immaginate in Italia le polemiche che succedono se convoca uno Zaccagni che magari si infortuna in un amichevole, Ranieri prima di un derby per esempio, oppure non convoca Mancini, oppure convoca i suoi, gli fa salire il prezzo, perché adesso è dirigente, aumenta il prezzo, quindi convoca quello che vuole. Ranieri, per quanto possa essere al di sopra di ogni sospetto, ma noi ci conosciamo, sappiamo come siamo fatti a livello di polemiche, sarebbe da evitare. D'altra parte, chi altro chiami tra Pioli, quell'altro? Chiamare Baldini è l'unico, Baldini del Pescara, è l'unica possibilità, è un personaggio che sta andando oltre le righe. Signorina, vabbè. Quindi così è. Il resto non l'ho seguito, l'Italia è deprimente, onestamente, vediamo se si sblocca questa situazione. Per quanto riguarda le cose nostre, Lukaku ne ha segnati 2, ne segna 1, l'altro lo segna De Bruyne, me lo dovete descrivere nei commenti. Per il resto probabilmente domani ci hanno fatto sapere le visite mediche per Marianucci, che sarà forse la prima cosa ufficiale che ufficializzeremo, e poi dobbiamo capire che fine farà. Mentre altre notizie ci fanno sapere, lo stesso Fabrizio Romano dice non vuole mollare, proverà a insistere, ma se Osimhen ha già detto no, io non penso che sia una questione di soldi a questo punto, perché se già te ne hanno offerti 35, 40 all'anno, cosa te cambia? Non cambia niente. È una questione proprio che non vuoi andare e che devi avere un'altra squadra, che possa essere il Galatasaray, gli chiedi di più, oppure qualche altra invenzione che deve uscire così. Questo poi potrebbe spingere la Liga ad andare a prendere un altro attaccante, perché hanno bisogno di un attaccante. Se non ci va Osimhen, o si riversano su David Nunes,
che pure il Napoli secondo Pedulla seguiva da nuovo, addirittura Gyökeres si sta parlando. Gyökeres se non va all'Arsenal perché l'Arsenal è interessata a Sesko, quindi è Seschi, è lì, diventa interessante il Walter degli attaccanti. Quindi vediamo di buttare questo capo a terra, lo so, voi vorreste un po' di movimento, un po' di roba, ma De Laurentiis è stato chiaro e penso che ha ragione lui e che ci possiamo fidare. Non succederà molto per un mese, speriamo almeno di poter chiudere la situazione De Bruyne, perché lui, essendo fuori contratto, non c'è bisogno di niente, lo puoi firmare quando vuoi. Quindi chiudiamola questa situazione qua per portare un po' di entusiasmo, così affrontiamo l'estate con più tranquillità. Se no, contiamo i giorni che portano alla prima pietra. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Devo fare la copertina un poco meglio.